Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1906. Per prima cosa iscriviti al canale, è gratis ed è gratis anche il gruppo Telegram, link in descrizione. Finalmente abbiamo le magliette, signori, finalmente ce l'hanno fatte vedere, è stata rubata una foto, praticamente è la stessa maglietta che sto indossando io, che praticamente è questa qui. È la stessa maglietta, solo che cambia, non c'è più il logo K ma c'è Emporio Armani, sopra ci sono le spalline blu, sul bordo le spalline blu, basta, è questa, praticamente è questa qui, ora vi metterò poi una foto per farvela vedere per bene. Questa è la nuova maglietta della SSC Napoli, 125 euro, perché costerà 125 euro questa maglia. Questa è la prima maglia, come possiamo vedere. Non si capisce se è un blu scuro o è un nero, penso sia più un blu scuro, va bene, cambia il colletto, cambia qui sopra. Che c'è 2-3 mesi per fare questo troiaio di maglietta, che poi abbiamo sempre questa patacca rossa nel mezzo. Ma cara Lete, ma perché ci schifi tanto? Perché lì e lì la scritta è bianca e dietro c'è il rosso. Ci vuole poco, guarda, te lo spiego io. Vedi, c'è il rosso? Il rosso lo butti dietro dove è il bianco lo butti dove è il rosso. Cioè è semplice, non è che ci vuole tanto, perché poi abbiamo sempre questa patacca di pomodoro in mezzo ai coglioni. Vi faccio vedere anche la seconda maglietta del Napoli, ed è questa qui. Questa è la seconda maglietta del Napoli, eccola qui, tanto vi metterò sempre la foto per farvela vedere per bene. Qui abbiamo maglietta bianca, il bordo qui sopra diventa oro, color oro, rimangono sempre il colletto color blu scuro o nero, non si capisce bene, e qui sulle maniche diventa blu. Questa già è un pochino più appetibile, perché vedi sul bianco ci sta bene il rosso, ma il rosso sull'azzurro no, non lo tollero più, Poi abbiamo la terza maglietta, colore blu, va bene, colore blu. Questa è decente, questa qui, se tu facevi quella cavolo di Lete in bianco, veniva una cosa spettacolare questa maglietta, ragazzi, è una cosa spettacolare. Invece no, ci dobbiamo sempre mettere questa patacca. Io non ho capito, ci saranno accordi, va bene, loro devono, la Lete decide, ma se noi andiamo a vedere anche le bottiglie d'acqua della Lete, a volte la scritta è blu, a volte è bianca, la scritta poi sotto c'è il rosso, qui è bianca, poi sotto c'è il rosso, non sanno nemmeno loro cosa devono fare, fanno di tutto per rovinare la maglietta del Napoli. E poi abbiamo la quarta maglietta, che secondo me sarebbe quella del portiere, e qui magicamente abbiamo Lete in bianco. E allora lo potete fare Lete in bianco. E poi abbiamo, vi faccio vedere, i bordini sopra, va bene, sono azzurri, qui no, non per dire, ma invece di fare questi bordi azzurri e pure le maniche azzurre, perché non me le hai fatte bianchi? Armani, perché non me le hai fatte bianchi? Io già sono contento di vedere queste magliette così, va bene, perché viste le divise olimpiche, mamma mia, io già mi immaginavo una patacca in mezzo qua, una cosa in mezzo qui con una N gigante immensa, e invece non è stato. Quindi mi posso accontentare, ma 125 euro, perché poi così trapela dalle indiscrezioni, 125 euro per una maglietta che è uguale alla scorsa stagione, io ce li spendo, perché io ce li spenderò sicuramente 125 euro, però potevano fare qualcosa di meglio. Sono usciti dei rendering su internet bellissimi, potevano prendere spunto anche da lì. Non l'hanno voluto prendere, Armani si è preso la libertà di farla da sé la maglietta, e va bene, sono autoprodotte e va benissimo. L'unica cosa, spero vivamente che non siano più così attillate, perché no, la maglietta così attillata basta, non la voglio più. Questa è una XL, è una XL, e dovrei prendere 3XL. Il problema è che se prendi 3XL, lo sapete anche voi, ti arriva in fondo ai piedi. Queste erano le magliette del Napoli, spero vi piacciono. Io ho detto sinceramente si poteva fare qualcosa di meglio secondo me, però viste le premesse delle divise olimpiche mi accontento di questo. Sempre comunque forza Napoli dal vostro Neapolis 1926, ed iscriviti al canale. Ciao, aiù!